Biografia completa di Mathias Diego Zadel, della morte ex Mathias Borovnikar. Mathias Borovnikar, oggi conosciuto anche come Mathias Diego Zadel della morte, è un artista visivo sloveno nato nel 1974. Si è laureato presso l'Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1999, specializzandosi in restauro di affreschi e pitture murali presso UiA. Ha poi completato studi in pedagogia e andragogia presso la Facoltà di Filosofia dell'Università di Lubiana. Nel corso della sua carriera ha sviluppato una poetica artistica fortemente legata ai concetti di migrazione, identità, luce, oscurità, rinascita e trasformazione interiore. Utilizza un linguaggio multimediale che integra pittura, fotografia, installazione, arte concettuale, scrittura poetica e performance. Conosciuto per il suo approccio profondamente esistenziale e simbolico, l'artista ha attraversato un percorso di trasfigurazione personale che lo ha condotto all'assunzione del nuovo nome artistico e identitario Mathias Diego Zadel della morte. Le sue opere sono state esposte in importanti mostre personali e collettive in Slovenia, Italia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Giappone, Regno Unito e altre località internazionali. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed è un punto di riferimento nella scena artistica contemporanea, slovena e mitteleuropea. Riconoscimenti e progetti recenti. Mathias Diego Zadel della morte, ex Borovnikar, ha ricevuto numerosi premi per il suo contributo all'arte visiva. I suoi progetti recenti includono partecipazioni a eventi internazionali come Roma International Art Fair, Roma, London Contemporary Art Fair, Londra, Future Landscapes, Venezia, Biennale Artbook, Milano. Evoluzione in Mathias della morte. Negli ultimi anni, l'artista ha intrapreso un percorso di trasformazione personale e artistica, adottando il nome Mathias Diego Zadel della morte ex Borovnikar. Questa metamorfosi è espressa attraverso opere che affrontano tematiche di trauma, rinascita e identità. Un esempio significativo di questa evoluzione è il progetto Asfissia emozionale, un libro d'artista in 3 volumi, Morte, Delirio e Resurrezione, che combina poesia, immagini e video per esplorare il trauma e la rinascita psicologica. Membro attivo di ZDSLU, Associazione degli Artisti Visivi della Slovenia, partecipazione al programma educativo e artistico SKUM per progetti interdisciplinari nelle scuole slovene. Progetti speciali e interdisciplinari, Asfissia emozionale, 2022-2024, trilogia poetico-visiva composta dai volumi La morte, il delirio e la resurrezione. L'opera, candidata alla Sesto Biennale Oggetto Libro di Milano, composta da tavole grafiche, fotogrammi e video. Indaga la sofferenza, il trauma e la rinascita attraverso una narrativa visiva e simbolica. Il profumo della morte, 2024, installazione scultura composta da una bara in legno decorata con angeli neri, fiori riciclati dai cimiteri, cera color sangue, un cuore e occhi di maiale in resina, e un odore biologico che simula la decomposizione. Presentata come opera concettuale sulla memoria, la morte e il corpo. Presentavagne, 2019-2024, Laboratori artistici annuali per scuole slovene, in occasione della Festa Nazionale di Preseren. Guidati da Mathias Diego presso le Obalne Gallerie di Pirano, coinvolgono collage attività interdisciplinari per bambini. Migrazioni, 2018-2022, serie di mostre itineranti a tema identità, spostamento e frontiere. Migrazie terzo e ito, Belo preseljenje, Preselitev krvi, Ukradene identitete. Opere simboliche e intense, con uso di elementi visivi disturbanti e installazioni. Critica e analisi del lavoro di Mathias Diego Zadel della morte. L'opera di Mathias Diego Zadel della morte, ex Borovnikar, si colloca all'interno di una costellazione concettuale dove l'identità personale si fonde con la visione collettiva del dolore, del riscatto e della metamorfosi. Il suo percorso artistico si distingue per un approccio che non solo contempla l'arte come espressione estetica, ma come strumento di sopravvivenza, rituale di esorcismo e architettura della memoria. L'artista costruisce un mondo che è al tempo stesso profondamente autobiografico e universalmente mitico, dove ogni elemento che sia un petalo tinto di verde o una fotografia in bianco e nero, porta con sé il peso di una storia, di un silenzio rotto, di una rinascita. L'iconografia dell'opera di Della morte ex Borovnikar è fortemente stratificata. Elementi naturali, come fiori,
organi animali conservati, simboli religiosi, altari, angeli, croci, materiali poveri e residui, cera, oggetti recuperati da cimiteri, si fondono in installazioni che evocano un'estetica sacrificale, quasi liturgica. Ogni composizione si configura come un rito di passaggio, una liturgia della carne e dell'anima, che conduce lo spettatore in uno spazio liminale tra la vita e la morte, tra l'identità e la sparizione. La poetica di Matías Diego Zadel della morte, ex Borovnikar, è intrisa di riferimenti culturali e letterari che si intrecciano senza mai diventare illustrativi. La sua serie Asfissia emozionale, ad esempio, si articola in 3 volumi Morte, Delirio, Resurrezione, che dialogano con la tradizione mistica, con la scrittura dantesca, con l'immaginario psicanalitico e il simbolismo sacrificale. Il risultato è una narrazione visiva e poetica che non racconta, ma interroga, non rappresenta ma trasforma, non spiega ma invoca. La dimensione performativa e corporea è centrale. L'artista stesso, con il suo corpo, la sua voce e il suo volto, diventa medium dell'opera, un attivatore rituale. Il cambiamento del nome in Matías Diego Zadel della morte non è solo un atto simbolico, ma una mutazione ontologica, un passaggio che annulla la cesura tra arte e vita, tra artista e opera. L'intensità dell'uso del simbolo è radicale: sangue, fuoco, catene, cera, edera, altari dorati e angeli decadenti compongono un lessico visivo di grande potenza che richiama la pittura medievale e fiamminga, l'espressionismo tedesco, la body art anni 70, ma anche le installazioni contemporanee di artisti come Berlinde de Bruyckere, Damian Hirst o Christian Boltanski. Tuttavia, in Matías tutto è radicalmente personale, nulla è citazione, tutto è carne viva ritualizzata. Nell'opera Il profumo della morte, ad esempio, la decomposizione viene evocata tramite l'odore biologico, in una sinestesia che va oltre l'arte visiva per coinvolgere il corpo dello spettatore, un attacco diretto al sistema sensoriale e psichico. È un'opera che trascende l'estetica per diventare metafora concreta della memoria, del lutto e della resistenza. Altro aspetto fondamentale è la pedagogia artistica. Matías non separa la sua pratica artistica dalla dimensione educativa. Nei laboratori con i bambini, nei progetti legati alla festa di Preseren, nell'integrazione degli studenti nel linguaggio del collage e della poesia visiva, egli trasmette l'arte come forma di resistenza, identità e trasformazione. Il suo lavoro non è mai decorativo, né consolatorio. È arte cruda, pulsante, profondamente necessaria, che interroga l'essere umano nelle sue zone più vulnerabili. L'estetica della sofferenza non è fine a se stessa, ma è sempre inserita in un processo alchemico. Dalla materia decomposta nasce l'oro, dalla cenere la resurrezione, dal trauma la forma. In ultima analisi, l'arte di Matías Diego Zadel della morte è una forma di preghiera oscura e splendida, un cammino verso la salvezza che non rimuove il dolore, ma lo onora. È un'arte fatta di resistenza, desiderio e verità. È un tempio visivo in cui si entra nudi, per uscirne, forse, salvi.